puntare al comparto turistico come volano dell'economia regionale, progettando la destagionalizzazione, puntando al turismo internazionale, innovando e diversificando l'offerta. La proposta arriva da CNA Sardegna, che nell'ultimo dossier stilato dal suo ufficio studi ha analizzato l'andamento del comparto turistico dell'isola con particolare attenzione a quello agrituristico, un settore che ha risentito particolarmente del calo di presenze del 2020 e che ha recuperato nel 2021. Mentre infatti tra il 2017 e il 2019 in Sardegna le presenze negli agriturismi erano aumentate del 27%, in piena emergenza Covid il comparto ha conosciuto una brusca frenata, meno 44%, un calo che ha portato la Sardegna dalla terza posizione in Italia per presenza di turisti nelle strutture agrituristiche alla terzultima. Il dato è ancora peggiore se si analizzano le presenze dei turisti stranieri, diminuiti durante la pandemia del 70%. Eppure il 2021 è stato l'anno della rinascita. Le statistiche Istat sui primi 9 mesi del 2021 evidenziano un netto aumento delle presenze turistiche alberghiere ed extra-alberghiere nell'isola, più 62% contro il più 22% nazionale. Dati incoraggianti che stanno portando l'offerta extra-alberghiera a differenziarsi con forme alternative, dagli alloggi in affitto ai bed and breakfast fino agli ostelli della gioventù. Ma per crescere, sostiene CNA, serve un progetto organico e in cima a tutte le priorità serve una soluzione definitiva alla continuità territoriale aerea. Con il progressivo superamento di difficoltà e incertezze negli spostamenti nazionali e internazionali, affermano Luigi Tomasi, presidente di CNA Sardegna, e il segretario Francesco Porcu, il settore turistico tornerà a rappresentare uno dei principali motori di crescita dell'economia regionale.